Bentrovati, salve a tutti. Proseguiamo con l'analisi di alcune caratteristiche morfosintattiche dell'italiano regionale sardo e ci occupiamo ora del cosiddetto accusativo preposizionale. Di che cosa si tratta? L'accusativo preposizionale è quel fenomeno per cui quando il complemento diretto, cioè il complemento oggetto, è dotato della marca semantica dell'umanità, cioè quando si tratta di un essere umano, o anche spesso è dotato della semplice marca semantica della animatezza, cioè quando si tratta di un animale, bene, lo facciamo precedere dalla preposizione a. Pronunciamo quindi frasi come ieri al mercato ho visto a Lucia, si è sentito male a cena e hanno chiamato al dottore, uscendo da scuola ho salutato al bidello e così via. Questa regola la ritroviamo uguale in lingua sarda, ma c'è da dire per correttezza che l'accusativo preposizionale non è esclusivo dell'italiano regionale sardo, poiché lo ritroviamo anche in molte regioni dell'Italia centro-meridionale. Certo, la frequenza con cui compare nel nostro parlare e nel nostro scritto è tale per cui si può pensare a questa alta frequenza come il risultato anche di una interferenza con questa struttura morfosintattica della lingua sarda. Esclusivamente sardo invece è l'uso ridondante di tutto in espressioni frequentissime, come voi potete ben intuire, come chi tutto ha parlato al convegno, oppure cosa tutto hai portato, chi tutto c'era al cinema, io non so che cosa tutto vorresti fare, che cosa tutto hai messo nel panino e così via. Troviamo anche il fenomeno, questo abuso di tutto, che torno a dire è esclusivamente sardo, cioè caratterizza in modo esclusivo l'italiano parlato da noi sardi. Troviamo anche espressioni come la macchina era sporca e la tutta pulita e lucidata, dove qua il tutta indica una sorta di concetto per bene, cioè la pulita e lucidata per bene, oppure espressioni come stava tutto piangendo, poverino, perché voleva un pezzo di torta, e dove qua tutto assume il significato dell'avverbio continuamente o della locuzione avverbiale in continuazione. Fra gli usi cosiddetti pleonastici e ridondanti dell'italiano regionale sardo ricordo en passant anche i frequentissimi a me mi piace, ma se a te ti dico di venire devi venire, a lui gli è arrivata una multa, ed espressioni come queste, anch'esse non esclusive e tipiche solamente dell'italiano regionale di Sardegna, ma frequentissime anche in altre regioni d'Italia, soprattutto nell'italiano colloquiale, nell'italiano informale. Ricordo che, così come da altre parti in Italia, anche nel nostro italiano regionale è presente il notissimo e frequentissimo verbo c'avere, e quindi sentiamo e pronunciamo espressioni del tipo oggi non c'ho fame, ieri c'avevamo degli ospiti a cena, il vicino di casa ha 2 figli, che uno è medico, per tornare alla polivalenza del pronome relativo che. Chiudo questo videoclip di oggi ricordando un altro fenomeno particolare, che è quello della omissione dell'articolo determinativo, sia considerato da solo oppure in accompagnamento
con le preposizioni semplici, quindi quando va a formare la cosiddetta preposizione articolata. Capita spessissimo nell'italiano parlato in Sardegna di sentire espressioni come professor Rossi ha detto che domani sciopererà, in luogo de il professor Rossi ha detto. Hanno premiato il padre di dottor Lai, laddove nell'italiano standard dovremmo dire hanno premiato il padre del dottor Lai. Questa è l'auto di Ragionier Zuddas, ma il fenomeno dell'omissione dell'articolo determinativo si osserva anche con gli aggettivi possessivi e con i nomi di parentela, in espressioni del tipo miei figli non sono in casa per i miei figli non sono in casa, questa è la casa di nostri nonni, in luogo di questa è la casa dei nostri nonni, miei cugini verranno per Pasqua al posto di i miei cugini verranno per Pasqua. Io mi fermo qui, proseguiremo con l'analisi degli aspetti morfosintattici del nostro italiano regionale di Sardegna nei videoclip successivi. Vi ringrazio e allora Asidorra Viri un saluti.